Intanto speriamo che i due ragazzi, 2 persone che sono molto gravi, che stiano bene, insomma, per cui io mi concentrerei su questo. È stato uno scampato pericolo per la popolazione. Abbiamo dato un allarme alle persone, abbiamo dato un consiglio di rimanere in casa con le finestre chiuse per sicurezza, perché non sapevamo cos'era. Possiamo dire oggi che non c'è problema, non c'è stato nessun rischio per fortuna, però insomma il sistema ha funzionato. Voglio ringraziare i carabinieri, la polizia locale, tutti quelli, la polizia e sì, ARPA e soprattutto i vigili del fuoco su tutto il Veneto per la macchina subito che ha circondato Morto Marghera, l'abbiamo isolata e tutta la gente è stata in casa, perché credo che insomma questo vada per l'ennesima volta ringraziato appunto la macchina, i cittadini, le persone. E adesso andremo a capire, certamente quando io dico che ci vuole attenzione su Porto Marghera, abbiamo chiesto i soldi del bonifico, ho dovuto andare a litigare anche quest'estate perché arrivassero i soldi di emarginamenti, i famosi 100 milioni che il giorno dopo Costa ha trovato. Speriamo non dover continuare così. Ho capito che è quasi la condanna della mia vita, cioè dover sempre sparuffare per avere delle cose che ci competono da anni. Mancano ancora soldi per le bonifiche, abbiamo chiesto, il governo ci ha dato 100 milioni di quest'estate, quando sono andato in commissione d'inchiesta a dire che avevamo chiesto dei soldi ed erano stati firmati nel patto di Venezia che avevamo fatto. Ne mancano ancora più di 170 per chiudere le bonifiche, dobbiamo rilanciare l'area. Abbiamo ottenuto anche lì con una battaglia incredibile e trasversale di avere la ZES che possa attirare investimenti eccetera. È chiaro che la sicurezza non si è mai finita. Ecco, questa è una fabbrica.